Lucio Leonardelli, membro di spicco del PDL, un finale davvero amaro per questa legislatura che è durata forse fin troppo, dicono alcuni critici. Beh, indubbiamente diciamo che non è neanche iniziata tutto sommato come legislatura, visto e considerato che il Consiglio si è insediato proprio nello stesso giorno in cui si sono dimessi, quindi la sostanza è questa. Diciamo che è un finale amaro sotto certi aspetti, nel senso che forse magari con uno sforzo in più, soprattutto da parte del sindaco, con un po' di buona volontà e anche un po' di umiltà, si sarebbe potuto magari trovare delle soluzioni che potevano quantomeno far sì che ci fosse almeno dei tentativi in più per portare avanti e per evitare situazioni che indubbiamente non vanno bene a nessuno, cioè quella del commissariamento in particolar modo. È vero che con Lucio Leonardelli in Consiglio Comunale forse le cose sarebbero cambiate, oppure ci sarebbe stata la dimissione in blocco di tutti i consiglieri del centrodestra? Ma diciamo che io sono uomo di partito, di conseguenza le decisioni vanno prese insieme, quindi se ci fossi stato io avrei ovviamente dato le dimissioni così come gli altri miei colleghi di partito, quindi non ci sarebbe stato alcun tipo di situazione diversa. Dico solo che, ripeto, forse magari qualcosa non è stato fatto fino in fondo per tentare di trovare delle soluzioni che magari sarebbero state anche delle soluzioni pasticciate, però forse magari un po' di buona volontà sarebbe servita. Adesso evidentemente ci si prepara per questa campagna elettorale, speriamo che sia una campagna elettorale serena invece non litigiosa come dai primi segnali sembra che ci possa essere.